Sono stati giorni frenetici in casa biancazzurra e che hanno segnato due importanti novità. La prima ha riguardato la dimissione del direttore generale Giancarlo Rosato, la seconda invece l'imminente conferenza stampa di domani mercoledì 31 maggio del patron Giuseppe Deni, il quale farà il punto sul presente e il prossimo futuro del club in vista della prossima stagione agonistica in Serie D. È chiaro che qualcosa bolle in pentola, anche se le voci che girano indicano il prossimo e probabile futuro inserimento di nuove forze imprenditoriali per dare maggiore impulso e solidità alla società biancazzurra. Tutto dunque è rimandato all'imminente conferenza stampa di domani, durante la quale l'attuale patrono Giuseppe Deni indicherà appunto il nuovo percorso che potrà effettuare la squadra. Ma quali potrebbero essere le novità? Nelle scorse settimane si era parlato e si continua sempre a parlare dell'imprenditore etneo Marco La Rosa, che a quanto pare sembra essere il maggiore indiziato, ma non ne si esclude il coinvolgimento di una società romana che si occupa di energie rinnovabili. Domani pomeriggio il padrone Giuseppe Deni svelerà i nuovi piani societari. E cambiamo argomento, non si è registrato alcun sussulto finale nell'ultimo turno di campionato di terza categoria. Si sono confermate le previsioni della vigilia, per cui i risultati finali hanno confermato i seguenti verdetti: Ribera promosso da qualche settimana in anticipo in seconda, mentre vanno ai playoff Burgio, Bovomarino a Montallegro, Cianciana e Gattopardo. Escluso invece il River Plate che ha un distacco dalla seconda classificato e Burgio di ben 10 punti, per cui per regolamento viene automaticamente escluso dalla griglia. Adesso gli accoppiamenti dei playoff prevedono Burgio Gattopardo e Bovo Marina Montallegro Cianciana, con le prime squadre che hanno diritto di giocare tra le mura amiche lo spareggio. Le due vincitrici disputeranno la finale sul campo della migliore classificata nella regular season, per cui questi due incontri che vedono coinvolte quattro squadre saranno quelle che decideranno il proprio futuro. Ma vediamo di leggere la classifica finale di questo campionato di terza categoria. Il Ribera ha concluso con 67 punti, il Burgio con 61, il Bovomarino Montallegro con 54, il Cianciana con 54 e la Gattopardo con 52. Poi per un solo punto River Plata rimane fuori, il Real Cadicati 36, Eracleamino a 31, Muxar 24, Quisquinese Atletico Licata 21, Atletico Real Monte 18, Camicos 12 e Atena 6. Termina un torneo tra i più combattuti degli ultimi anni, ma per decretare chi andrà in seconda categoria, ora spazio ai playoff.